L'edilizia è un settore certamente tra quelli più colpiti dalla crisi di questi ultimi 4 anni. La Confartigianato del Veneto ha deciso di fare una conferenza programmatica con 4 driver per lo sviluppo dell'azione sindacale nei prossimi anni. Uno riguarda lo sportello unico per l'edilizia e che riguarda la sua specifica attività in Confartigianato. Ci può dire in sintesi quale sarà il suo intervento oggi? Certo. Allora, il primo messaggio che vogliamo lanciare sul tema generale della semplificazione è questo. Non basta assolutamente pubblicare in Gazzetta Ufficiale nuove norme per dire che una semplificazione è stata raggiunta. Dobbiamo invece guardare a tutta la filiera amministrativa fino all'ultimo comportamento del funzionario comunale che deve magari protocollare un'istanza di un'impresa. Se non funziona tutto, la semplificazione non è stata raggiunta. Questo è un messaggio generale. Per l'edilizia in particolare stiamo lavorando su 2 strumenti. Il primo, lo ricordava, era lo sportello unico dell'edilizia, che in teoria dovrebbe essere attivo in tutta Italia da 13 anni, ma in realtà c'è stata una bassissima diffusione a livello amministrativo, mentre da questo strumento, che vogliamo rilanciare con forza, ci aspettiamo circa 240 milioni di risparmi all'anno per le piccole e medie imprese italiane. Il secondo strumento è la standardizzazione della modulistica. Per standardizzazione intendiamo risolvere un problema annoso. Abbiamo ogni comune in Italia che può fare un modulo per l'edilizia, per un permesso di costruire, per una scia, a suo piacimento, mettendo più o meno documenti, ma anche graficamente, anche come impostazione può essere differente, e questo crea un problema per gli operatori di complessità da gestire. Allora diciamo, e lo stiamo facendo già a livello nazionale e lo vogliamo fare anche a livelli regionali, produciamo dei moduli standardizzati, uguali, uniformi, in modo tale che gli operatori non debbano inseguire le amministrazioni, ma abbiano degli strumenti facili da poter realizzare. L'ultimo strumento è la telematizzazione, scusate, ovvero basta con faldoni di carta, documentazione che deve girare per le amministrazioni in via cartacea, rendiamo tutto telematico e così risparmieremo ancora di più.